I giudici della seconda sezione penale della Corte di Appello di Palermo, ribaltando la sentenza del Tribunale di Agrigento, hanno assolto per non avere commesso il fatto Domenico Fontana, ex presidente di Legambiente ed ex assessore all'ambiente del comune di Agrigento, e Daniele Gucciardo, operatore in servizio alle Maccalubbe e attuale presidente del circolo Rabat di Agrigento. I due imputati erano finiti a processo per la morte dei piccoli Laura e Carmelo Mulone, i bambini di 7 e 9 anni, deceduti nel settembre del 2014 in seguito all'esplosione dei vulcanelli alle Maccalubbe di Aragona. In primo grado Fontana è stato condannato a 6 anni di reclusione, mentre 5 anni e 3 mesi era stata la pena inflitta a Gucciardo. Il terzo imputato, Francesco Gendusa, dirigente responsabile delle aree protette, era stato assolto. I piccoli Laura e Carmelo Mulone, rispettivamente di 7 e 9 anni, vengono accompagnati dal padre Rosario, carabiniere in servizio a Cattolica Eraclea, presso le Maccalubbe di Aragona per festeggiare con un'escursione il compleanno di Carmelo. Da lì a poco la tragedia, una marea di fango e terra dovuta allo scoppio di un vulcanello ha travolto i due piccoli. Per Laura ci fu un tentativo disperato di rianimazione, mentre il corpo del piccolo Carmelo, che festeggiava il suo compleanno, fu ritrovato soltanto dopo diverse ore di scavi in mezzo al fango.